Assessore, in dirittura d'arrivo la convenzione tra la Regione, la Provincia, i comuni di Attimis, Faedis e l'Associazione Partigiani Osoppo per la gestione del sito storico delle Malghe di Porzus. Sì, la Giunta regionale ha licenziato questa delibera che prevede un accordo per la gestione delle malghe, un accordo che era atteso da molti anni perché la provincia di Udine aveva accennato all'idea di dare alla Partigiani Osoppo la gestione delle malghe in modo formale, con una forma di comodato, ma in realtà poi non era riuscita a fare l'operazione in tempo utile rispetto a, diciamo, alla cessione poi delle malghe alla proprietà della regione. Quindi diciamo, abbiamo continuato questa strada, abbiamo voluto coinvolgere però anche i comuni di Faedis e di Attimis, comuni che sono, diciamo, interessati direttamente all'area delle malghe, che aveva cambiato comunità nel corso del tempo, per poter dare anche maggior spessore a questo nostro interesse prevalente, perché le malghe chiaramente sono un patrimonio importante di tutta la nazione e quindi si voleva coinvolgere il più possibile il territorio nella gestione. Con questo accordo la Regione concederà ovviamente in accordo con i due comuni che garantiscono alcuni servizi alla Partigiani Osoppo la gestione delle malghe, sarà firmata anche dalla provincia di Udine, che è stata anche, diciamo, stimolata, insomma in qualche modo ci ha anche stimolato su questo accordo, e quindi si conclude un percorso importante e che vedrà nei prossimi anni quindi ancora una maggior chiarezza, diciamo, sugli investimenti da fare in quel sito importante, perché parliamo anche di investimenti, perché il sito è anche mantenuto bene, però diciamo bisogna fare molti miglioramenti sulla viabilità, avere nuove prospettive, letture storiche, e quindi arriviamo alla fine. Adesso quindi è prevista la firma da parte di tutti i soggetti, quindi i due comuni, che secondo me sono proprio veramente importanti, perché coinvolgere la comunità locale è sempre strategico, l'associazione, la provincia e la regione, e quindi sono lieto ovviamente che questo percorso, che diciamo inevitabilmente ha avuto un mesetto di gestazione anche legislativa, va in porto anche simbolicamente prima del 5 febbraio, che è la data della manifestazione, quindi diciamo un segnale di grande serenità. Il riferimento normativo non è corretto. Sì.